per diciamo far vedere le cose. Comunque oggi faremo paint. Oggi faremo delle forme diciamo faremo delle forme, si chiamano forme geometriche su paint. Quindi iniziamo subito. Allora ragazzi, sono Giorgio. Allora ragazzi, iniziamo con poi le coloreremo. Vedete ragazzi, poi passiamo al rettangolo, poi quadrato, e poi passiamo al triangolo. Lo facciamo un pochino più grande ragazzi. Non lo faccio di 10 minuti perché sennò mi conviene metterci un'ora a metterlo su YouTube. Comunque poi mettiamo il rombo, come cavolo si chiama non lo so. Porca miseria ragazzi, non sta vedendo male raga, non sta vedendo male. Come si chiama questo? Oh. Come si chiama? Oh, però ragazzi, ora facciamo poi un rombo come quello lì. Hai presente quello lì dell'aquilone? C'è una stella, un'altra stella e un'altra stella che andranno subito colorate. Poi ragazzi facciamo questo fumetto che magari potrebbe essere anche bello da fare. Comunque iniziamo a colorare. Allora, prima di tutto questo qui lo dobbiamo colorare di giallo, questo di azzurro, questo di viola, questo di arancione ragazzi. Poi questo qui lo potremmo fare di verde, e poi questo qui di questo colore, poi qui giallo e azzurro. E potrebbe, mi raccomando ragazzi, spolliciate perché sennò io non faccio più video qua. Aspettate ragazzi, ho sbagliato. Salviamo il nostro disegno. Come lo chiamiamo ragazzi? Lo chiamiamo forma geometrica ragazzi, potremmo chiamarlo così. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che questo video di introduzione del canale vi sia piaciuto, e niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.